TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Il comandante generale della Polizia Locale di Venezia, Marco Agostini, ha emanato un'ordinanza dirigenziale che disciplina la viabilità pedonale in occasione dei concerti che si terranno in Piazza San Marco il 3 luglio con l'esibizione dell'artista Jean-Michel Jarre, il 5 luglio con lo spettacolo di teatro musicale Casanova Opera Pop, il 7 luglio con il concerto di Patti Smith, il 12 luglio con il concerto dell'orchestra del Teatro La Fenice e il 13 luglio con il concerto dell'artista Ludovico Einaudi. Il provvedimento punta a tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità, considerato che i concerti avverranno all'interno di un perimetro di allestimento con palcoscenico e zona destinata al pubblico con un numero massimo di circa 5.000 spettatori, ma che potrebbero crearsi assembramenti di persone in altre zone di Piazza San Marco, incuriosite dagli spettacoli in corso. I particolari nel nostro sito notizieplus.it. Cambiamo argomento. La cosa più bella di questo risultato è aver ridato serenità a una persona che l'aveva persa da settimane. Carlo Garoffolini, presidente dell'Adico, commenta così l'happy ending ottenuto dall'associazione a favore di un'ottantenne di Salzano, caduta nella trappola della firma non vincolante che si è di fatto rivelata come ratifica di un contratto d'acquisto alquanto impegnativo. La vicenda, approdata negli uffici dell'associazione alla fine della scorsa settimana, ha trovato subito una rapida soluzione grazie all'intervento dell'ufficio legale dell'Adico, contratto annullato e restituzione di 440 euro versati come caparra. Voltiamo pagina. Ore 10 e 20. Il percolante inizia a sbracciarsi travolto dai flutti. Il dog rescue sente le grida, avvisa il suo collega umano e punta subito verso il mare e scatta l'operazione di salvataggio. Sembra tutto vero, ma in realtà è solo una simulazione. Lungo la spiaggia del villaggio San Francesco a Carlo, una decina di dog rescue, cani addestrati per il salvamento dei bagnanti, hanno dato la dimostrazione come la coppia uomo, donna e cane possono salvare una o più vite. Il tutto davanti a un pubblico estasiato, nonostante il gran caldo, non si è risparmiato in applausi. Al termine dell'evento in molti hanno approfittato con il loro pelosone dell'opportunità di poter essere seguiti dal The Rescue di professione cane per capire come avvicinare il proprio cane all'acqua oppure provare l'emozione di una nuotata a 6 zampe, uomo o donna e cane. L'iniziativa, ideata dal gruppo turistico Bee Holiday, si svolge in collaborazione con la Scuola Cinofila Professione Cane e l'Istituto Nazionale di Formazione in Unità Cinofile e di Soccorso. Parliamo ora di sport con il basket. L'Umana Reyer Venezia annuncia l'accordo pluriennale con Robert Jalen Cole, playmaker classe 1999, in arrivo dalla Ritas Vilnius, con cui ha disputato le ultime 2 stagioni. RJ nasce il 24 agosto a Union City, a nel New Jersey, USA. Point guard mancino di 185 cm, quale dotato di playmaking, leadership e atletismo. È un giocatore con visione di gioco, capacità di mettere in ritmo i compagni, ma anche di saper realizzare. Nel biennio 2023-2025 è uno dei punti fermi della Ritas Vilnius, con cui gioca la Basketball Champions League e vince il titolo nel 2024. La stagione appena conclusa sfiora il back-to-back, mancato soltanto per un canestro dello Zalgiris sulla sirena di gara 4. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.